siamo a Montegrotto Terme, il benessere, l'acqua termale, i fanghi. Montegrotto Terme. A sinistra Miravalle, ristorante Miravalle, parco giochi per i bambini, potete venire con la famiglia, si mangia divinamente, Miravalle, Montegrotto Terme.
lasciamo il territorio di Montegrotto Terme, entriamo su quello di Torellia. Siamo sotto il territorio di Torellia. Stiamo entrando a Torellia verso il centro. Siamo arrivati in centro a Torellia, alla mia sinistra la fontana, però è chiusa.
e la mia destra la gelateria Burgoneria Vitica. Terminale centro di Torelia, la SP98 Ballarega abbiamo preso. Stiamo entrando Luvigliano, località di Torelia, Luvigliano. Vedete il monumento ai caduti di Luvigliano?
guardate che meraviglia, quanti corridori. Qui termina l'Ubidiano, siamo sempre sotto il territorio di Torellia. Oggi 21 dicembre.
termina il territorio di Torelia. Tre Ponti, siamo sotto il territorio di Teolo. Tre Ponti. Giornata meravigliosa, fa freddo. Qui termina Tre Ponti di Teolo.
arrivando a Villa, comune di Teolo. Qui termina Villa e saliamo sopra Teolo.
entrando a Zovon, comune di Vo, Zovon. Guardate sta fila di ulivi, che meraviglia! Alla mia destra, che meraviglia sti ulivi!
vado a Carbonara. Saluto dalla chiesa di Carbonara, Don Giovanni Battista, questa piazza meravigliosa. Vedete, qui abbiamo la Madonna che ci protegge sempre. C'è un sole fastidioso che ci acceca completamente. Ci mettiamo un po' all'ombra, così vedete il campanile, vedete con l'orologio e il davanti della chiesa e la panoramica dei colli. Vedete Don Giovanni Battista. Qui abbiamo il campanile, vedete, con l'orologio, sono le 3:30 e sempre la panoramica dei colli, vedete? Vedete la chiesa sempre. Adesso vi saluto. Abbiamo sempre la chiesa all'esterno, vedete, laterale, e da qua vi saluto. Per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, come io riprendo queste panoramiche meravigliose, per tutti voi, persone super speciali, amici appassionati, e tutti voi numeri uno. Per tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e a voi di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, così non mi dimentico nessuno. Dalla chiesa di Don Giovanni Battista siamo a Carbonara. Adesso saluto dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere.
e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei fantastico, numero 1. Sono orgoglioso di avere un grande amico come te, Francesco. Con tutto il mio cuore ancora un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre. Grazie di tutto. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in bici nelle mie riprese panoramiche e anche altre riprese. Grande Davis, anche lui con la passione della bici da corsa come me nel sangue. Davis Consalvan da Alessandria, di famiglia di origine veneta da Cavarzere, un grande. Grazie di tutto, Davis. Adesso saluto Massimo, che anni che mi segui in bici. Sono orgoglioso di avere un grande amico come te, Massimo. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Sei un amico, una persona, un uomo super speciale, numero 1. E ancora un grande grazie, con tutto il mio cuore, di esistere. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto che sostengono il mitico Pietro Galassi sulla musica da ballo, una voce melodica unica, un artista fenomenale e completo. Lo saluto dalla Liguria meravigliosa, grande Pietro, con tutta la sua famiglia, grande Pietro, e tutta la sua orchestra numero 1, grande Pietro. E tutti voi del fan club del Veneto che lo sostenete, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con la mia amica Angela Birba che mi segue in bici. Grande Angela, super speciale numero 1, una persona, una donna super speciale ancora numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Angela Birba, con tutto il mio cuore ancora un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Salutami anche il tuo compagno, siete una coppia meravigliosa e di una simpatia unica, anche te, Angela. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime orchestre italiane del ballo liscio assieme. Sono state serate indimenticabili, uniche, le ricordo come fosse adesso. Lui fa delle foto, dei video meravigliosi, bellissimi. Andatelo a vedere su Facebook e su YouTube. Dennis Pavan, che merita veramente. Grazie di tutto, Daniele, sei un grande. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1. Con la passione della bici da corsa nel sangue come lui, come me. Lui super speciale ancora, numero 1, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davide, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Lui è la passione della bici da corsa nel sangue come me, grande Davide. Adesso saluto Montanaro, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la famiglia meravigliosa, Montanaro, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la famiglia meravigliosa, Filippo Collinari, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Grande Filippo, con tutta la tua famiglia meravigliosa ancora, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero 1, con tutta la famiglia meravigliosa, Renzo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Renzo. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calore, il padovano che in bici da corsa, senza manubri e freni, ha incantato il mondo con le sue imprese eroiche impossibili. È stato premiato qualche giorno fa, che ho messo sul mio sito, il comune di Padova, in sala giunta, da Palazzo Moroni, dall'assessore allo sport, Diego Bonavina. È stato un momento meraviglioso, unico, le parole che ha speso Diego Bonavina per Giuliano Calore veramente sono state veramente grandi. Saluto ancora Giuliano con tutti i suoi figli, i suoi nipotini, Filippo con la sua famiglia
anche lui, suo fans, e io sono l'amico, il collaboratore, tifoso numero 1 e interista come lui. Ci guardiamo sempre all'Inter assieme, giovedì ci ritroviamo. Grande Giuliano, Filippo ancora, e saluto tutto il liceo scientifico di Padova e Fermi, Prato della Valle, che 3-4 anni fa sono venuto con Giuliano, avete visto cosa che faceva, ma ancora fa adesso che andiamo per le scuole medie dove capiscono, ti metti i paletti fino a 35 cm di passo come fosse niente, senza manubrio e senza freni, a 87 anni fra un mese, poco più di un mese. Il 9 gennaio compie 87 anni, è del 1938. Grande. Filippo, grandissimo extraterrestre, non ho parole da dire a Giuliano Calore. Adesso saluto anche Mirka Martini da Monselice, una persona, una donna super speciale numero 1. Ilaria Scaffali, una donna speciale numero 1. Grazie a tutti e due di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. E saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titi, Alex, Vittorio, Antonio, dottor Scafati. Siete in tantissimi, vi voglio bene. E soprattutto saluto Raffaele, che si è aggiunto ultimamente, che mi risponde sempre delle belle parole. Grande Raffaele, con la grazia. Un grande bacio. Così mi vedete che vi saluto anche in bici. E già all'inizio ho detto, se mi dimentico qualcuno, ho salutato tutti. Un grande bacio da questa chiesa meravigliosa, Giovanni Battista da Carbonara. Ritorniamo in bici, beviamo un goccio, perché fa anche freddo, non è quasi neanche sete. Saliamo.
la vendita diretta latte bus e siamo usciti da Carbonara. Stiamo entrando a Bastia di Rovolon. Vedete la chiesa da dietro col campanile, vedete che è alto. Ecco, siamo in centro a Bastia di Rovolon.